Guardate il centro. Poi proseguo. Bene. State attenta alle situazioni difficilissime che alcune famiglie stanno affrontando. Le famiglie sono in difficoltà, tante, hanno bisogno di un tetto nel quale possono stare senza dover pagare un affitto altissimo. E si sa che tetto e lavoro vanno sempre insieme, occorrono tutti e due per dare dignità alle nostre famiglie. Ater c'è, sta dimostrando veramente di riuscire a dare delle risposte importanti ai cittadini. Come ha ben detto il Vescovo, i cittadini hanno bisogno di un tetto sotto cui vivere e di un lavoro. Sicuramente questi interventi sono una risposta alle necessità delle comunità, soprattutto in un momento dove la necessità di avere un punto fermo, un ricovero e una certezza sarà fondamentale. Quindi ben venga e speriamo che Ater continui a lavorare, ma ne sono certa, con determinazione e continui con questi interventi. Noi come amministrazione regionale siamo sempre stati vicini ai cittadini, cerchiamo di ascoltare i cittadini, di ascoltare i loro problemi, le loro difficoltà e di dare soluzioni, perché il nostro obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini che in un momento come questo hanno bisogno di avere risposte quotidiane. Il bando ristori è una risposta, 18 milioni sicuramente non sono tantissimi, però è già qualcosa che andrà ad aiutare quelle imprese e quei cittadini che sono rimasti esclusi da altri bandi ristori a livello nazionale. E sarà sempre anche più difficile e ci sarà sempre più necessità anche di alloggi. È un intervento atteso nei decenni passati che poi in un paio d'anni si è concretizzato. Io devo ringraziare il Consiglio di amministrazione attuale, che so che è anche uscente, io spero che venga riconfermato, perché stanno lavorando sicuramente bene, anche perché stiamo lavorando su un progetto su Legnago molto importante che prevede una riqualificazione di molti edifici e stiamo parlando di centinaia di alloggi che avrà anche una funzione non solo urbanistica ma anche sociale oltre che edilizia. Quindi è un progetto importante. Ricordiamoci che Legnago ha circa il 10% del patrimonio immobiliare di Ater a livello provinciale. Stiamo parlando di circa 600 alloggi, di cui la metà con un intervento, con un progetto, possono essere riqualificati. Ecco, quindi io ringrazio appunto il presidente e tutto il CDA di Ater di Verona, perché stanno lavorando molto bene. A me fa piacere che ci sia stata anche molta gente, molte associazioni presenti, oltre che naturalmente la graditissima presenza del Vescovo, oltre che del vicepresidente della regione. È stato importantissimo, anche questo è un segnale importante per la nostra comunità sicuramente. In questo momento di difficoltà economica e di difficoltà sociale una risposta di Ater come questa è importante, sia per i cittadini ma soprattutto anche per l'amministrazione comunale che lo aspettava da tempo. Una riqualificazione in una zona del paese che dà prestigio e anche e soprattutto dà una risposta concreta. 10 alloggi per un totale di un investimento di 1.750.000 euro, di cui solo 44.000 euro sono i fondi Ater, tutto il resto è grazie alla Regione Veneto, e per dare una risposta concreta a persone in difficoltà. Infatti gli alloggi sono destinati ad anziani, disabili e famiglie bisognose, per dare una risposta a quello che è un momento così difficile sia per la pandemia, ma che ha aggravato soprattutto una difficoltà sociale importante che purtroppo in questi anni sta aumentando. Si sono succedute anche diverse amministrazioni comunali e finalmente siamo riusciti a far partire questi lavori e in meno di 2 anni a realizzarlo, e quindi insomma la grande aspettativa ha portato sì che c'è stato anche un grande
grande interessamento da parte dei cittadini, che hanno ringraziato, e speriamo che anche l'intervento di altri appunto lavori che farà ATRE in questo quartiere, in questo paese, possano dare frutti nel più breve tempo possibile.